La decisione del Comune di Oderzo di chiudere le scuole medie e il liceo Scarpa per motivi di sicurezza. I sindaci della Marca chiedono un piano Marshall per gli istituti scolastici. Stiamo facendo il possibile, dicono, ma servono più risorse, rassicurazioni dal prefetto. Caro carburanti, i conti a consuntivo sono pesantissimi per MOM. Intervenire subito, dice il presidente Colladon. Eppure i flussi sono ritornati a livelli pre-Covid. Studentessa 19enne muore dopo essere precipitata dal balcone al terzo piano in una via del centro di Belluno, città sotto shock. Indagini della polizia sulla dinamica, si propende per il gesto volontario. Il presidente della regione Zaia aggiorna il cronoprogramma dei lavori in corso per il collegamento della A27 alla Pedemontana Veneta. Amministrativi a Treviso, Azione indica ufficialmente Nicolò Rocco come candidato sindaco. A giorni la decisione di Italia Viva che sembra in accordo, poi l'ex PD scioglierà le riserve. Polemica intercettazioni, l'ex sindaca di San Donà e ora assessora a Venezia Francesca Zaccariotto racconta al direttore di Media Nord-Est Luigi Bacciali la sua odissea durata 7 anni, l'accusa di abuso d'ufficio finita con l'assoluzione. È di grado 3 sulla scala fino a 5 il pericolo valanghe sulle Dolomiti del Veneto, l'allerta di ARPAV in queste ore, già ieri sono stati segnalati alcuni distacchi. 3 feste del radicchio in contemporanea a pochi chilometri di distanza, Dosson, Zero Branco e Milano. Adesso basta, dobbiamo fare rete, tuona il sindaco Durighetto al taglio del nastro. A Zero Branco anche il gemellaggio con Trieste. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. Questi dunque i titoli che avete visto e sentito. Prima però iniziamo con il sondaggio, anticipiamo alla domenica il sondaggio che poi avrà il suo esito domani sera a Ring dalle 21:15 con il vice direttore Ferdinando Avarino, ed è un tema importante, un tema che resta caldissimo, quello sulle intercettazioni e sulle polemiche che hanno investito anche in questi giorni il ministro della giustizia Nordio. Vi chiediamo stop intercettazioni sui giornali, ha ragione Nordio, dunque la battaglia di Nordio contro gli abusi delle intercettazioni, ne ha parlato anche nel discorso sia al Senato e alla Camera. Se per voi ha ragione il ministro trevigiano, 0422 162 6691, se per voi invece no, molti criticano questo atteggiamento come un bavaglio alla stampa, 0422 162 6690. La chiamata come sempre è gratuita e vi faremo vedere, ecco, grazie alla regia con Simone Merlo e Tony Paul, il sondaggio costantemente. Parleremo peraltro anche di una vicenda, vi faremo vedere durante il telegiornale il racconto dell'ex sindaco Zaccariotto. In tutto questo oggi ci sono state le parole del premier Meloni per Carlo Nordio, con Meloni che ha detto piena fiducia in Carlo Nordio, l'ho scelto io e quindi è una mia scelta e non c'è nessun attrito all'interno del governo. Si era parlato insomma anche di una Lega che cercava di frenare lo stesso ministro, dice invece Meloni in queste ore piena fiducia in Nordio, l'ho fortemente voluto e in settimana si vedranno proprio la Premier e il Guardasigilli per fare un piano proprio sulla giustizia. Queste dunque le ultime notizie che arrivano da Roma e questo dunque il sondaggio che, ricordo, avrà il suo esito a Ring domani sera. Adesso invece torniamo a parlare della sicurezza delle scuole. Abbiamo raccontato ieri la decisione shock del Comune di Oderzo di chiudere la scuola media e il liceo per problemi riscontrati nel calcestruzzo e aperto dunque un dibattito ampio tra i colleghi della Marca che invocano un piano per gli interventi negli istituti, a partire dal sindaco di Zero Branco. Serve probabilmente un vero e proprio piano Marshall collegato alla messa in sicurezza sismica degli edifici. Abbiamo visto anche purtroppo con quello che è accaduto in Emilia-Romagna qualche anno fa di quanto ci sia la necessità di rivalutare anche le zone considerate a basso rischio sismico. Noi stessi abbiamo partecipato più volte a dei bandi nazionali o regionali, ma non siamo mai stati finanziati perché siamo considerati una zona a bassissimo rischio sismico. La tematica è delicata quanto complessa, non certo risolvibile nel giro di pochi anni, ma sulla sicurezza delle scuole nessun sindaco sembra transigere. Sullo sfondo la decisione shock del primo cittadino di Oderzo, Maria Scardellato, che di fronte a un'indagine sui materiali che evidenziava problemi diffusi di resistenza nel calcestruzzo ha chiuso il plesso che ospita scuole medie e liceo Scarpa. Io sono completamente d'accordo con lei, nel senso, se fosse successo a me avrei fatto la medesima cosa. In primis la sicurezza dei ragazzi, degli insegnanti, di tutto il personale. Per adesso noi siamo abbastanza tranquilli. A breve cominceranno i lavori di efficientamento alle medie
e quindi avremo dei disagi appunto anche per gli insegnanti e gli studenti, con un po' di rumore eccetera eccetera, però insomma avremo una scuola completamente in ZEB e questo ci dà molta soddisfazione. Anche noi stiamo investendo appunto sulle nuove scuole, in particolare le nuove scuole medie, e appunto su questo si sta andando avanti con il cantiere nonostante le difficoltà, perché si vuole portare i ragazzi ad avere appunto scuole innovative, sicure, dove possano essere ispirati anche per la costruzione del futuro. Va detto che nella maggior parte dei casi le amministrazioni stanno scegliendo di costruire ex novo più che ristrutturare. Il 90% dei comuni credo che siano andati verso questa strada. È più facile, è più conveniente anche da un punto di vista economico e anche logistico. Sartora, da sindaco e consigliere provinciale, ricorda come solo per le scuole superiori il Sant'Artemio abbia intercettato negli ultimi anni oltre 100 milioni di euro, tanti ma ancora non basta. Le risorse sicuramente, se fossero maggiorate, sarebbe meglio, anche perché noi veniamo da un ultimo anno in cui i costi dei materiali sono aumentati, quindi questo ha messo un po' in discussione quello che è l'iter di costruzione di nuove scuole. Ad analizzare la situazione lo stesso prefetto di Treviso, che parte dal caso di Oderzo per allargare l'orizzonte. Il sindaco di Oderzo ha fatto bene. Io ovviamente non ho contezza della documentazione, ma sicuramente c'erano dei motivi tali da dover portare a questa scelta. D'altra parte il patrimonio edilizio italiano, soprattutto nell'ambito scolastico, è datato. Ci sono diversi istituti, diversi edifici che dovranno essere ripresi. So che l'amministrazione provinciale e le amministrazioni comunali stanno lavorando in questo senso. Torniamo però intanto a Oderzo, dove è corsa contro il tempo per far tornare in aula gli studenti già da giovedì. Preoccupazione fra gli stessi docenti, mentre gli studenti del liceo parlano di una struttura con diverse criticità. L'umore non è dei migliori sicuramente, perché è stato un fulmine al ciel sereno dopo tutto quello che è successo negli anni passati. Parlavamo soprattutto con i ragazzi degli ultimi anni che, essendo in ansia soprattutto per l'esame finale, e quindi non c'è un buon umore. Siamo in attesa tutti di sapere ulteriori notizie, sistemazione e quant'altro. Simone Berizia, insegnante di scienze motorie allo Scarpa, anche lui come gli studenti e i colleghi è in attesa di comunicazioni dopo che il comune ha disposto la chiusura per motivi di sicurezza. L'edificio è lo stesso delle scuole medie a Malteo. Il liceo, come tutti gli istituti superiori, è di competenza della provincia, che sta studiando una nuova logistica tra Oderzo e Motta di Livenza, dove si trova la sede centrale. Amareggiato il docente di filosofia e storia. La scuola è importante che i ragazzi abbiano un posto dove istruirsi, formarsi, e questa a noi è la cosa che ci dispiace di più, perché noi ci possiamo adattare, i ragazzi no, e come ha detto il professore, fulmine al ciel sereno, sono molto dispiaciuto, mi dispiace, ecco, siamo un po' abbattuti. Sentimento condiviso tra gli studenti, che però sottolineano come alcune criticità della struttura fossero note. Federico, rappresentante di classe, porta due esempi: scale esterne e tapparelle. In pratica noi della nostra classe, insieme a altre classi, per raggiungere le nostre aule siamo obbligati a utilizzare solamente le scale antincendio, non ci sono altre scale interne alla scuola per raggiungere le nostre classi. Insomma, è uno dei tanti problemi di barriere architettoniche che ci saranno nella nostra scuola, purtroppo. Diciamo che ci sono anche dei problemi con le tapparelle che nessuno è mai venuto a sistemarle. Nelle giornate di sole è dura far lezione col sole che entra dalle finestre, ci colpisce in maniera molto forte, insomma in maniera rudimentale siamo riusciti a sistemare la cosa tamponando con dei sacchetti dell'immondizia sulle finestre, insomma. Criticità dunque già note, dicono gli studenti. Adesso vedremo quando si risolverà la situazione, si spera entro giovedì in qualche modo, per evitare la DAD prolungata. I sindaci alle prese con la questione scuole, e poi c'è sempre il caro carburante. Per
la società di trasporto della Marca MOM, i conti a consuntivo sono pesanti, solo i maggiori rincari superano i 4 milioni di euro. Intervenire subito dice il presidente Colladone. Eppure i flussi sono ritornati a livello pre-Covid, anzi gli abbonamenti sono addirittura aumentati. Nel bilancio 2022 abbiamo dei costi che superano i 4 milioni in più rispetto all'anno 2021. Andate a prendere queste risorse? Non lo so, vedremo. Alcune economie le abbiamo fatte all'interno del bilancio, vedremo come chiudere. Il problema è il 2023, adesso stiamo discutendo con l'ente di governo quale strada intraprendere. I conti non tornano alla MOM, la società di trasporto pubblico locale della Marca, dove i costi energetici sono una variabile ormai impazzita. Lo stesso presidente Giacomo Colladone non ne fa mistero. Il gasolio sta aumentando ancora, il metano sta leggermente calando, ma comunque ha sempre livelli altissimi e quindi è un problema sicuramente nella formazione del budget che stiamo vedendo anche insieme con i soci. Rincari che di fatto stanno azzerando, per non dire mortificando, una ripresa effettiva che sta nei numeri. A consuntivo si potrebbe parlare addirittura di un record. Nel 2022 i flussi degli abbonati sono tornati nei limiti del 2019, anzi li abbiamo leggermente superati, e questa è una cosa importante perché abbiamo riacquistato i nostri utenti che avevamo prima del Covid. Siamo a circa 32.000 abbonati mediamente, prima nel 2019 eravamo a 30.000 circa, quindi abbiamo aumentato questo numero e questo per noi è molto importante. Ad aiutare i vari bonus trasporti messi a disposizione degli utenti da parte del governo, misura recentemente rinnovata anche per il 2023 con alcune novità di rilievo. Nel bonus ultimo, quello che è stato approvato l'altro giorno, bisogna avere un reddito inferiore ai 20.000, quindi deve essere l'utente che si certifica presso il Ministero e che quindi deve dichiarare il proprio reddito. Noi ovviamente gli diamo l'abbonamento, lo scontiamo di 60 euro e poi il problema col Ministero ce lo vediamo noi. Dobbiamo dire anche però che fino al 31/12 c'era anche la provincia che aveva dato la possibilità di scontare il 50% ai lavoratori e anche questo ci ha dato un impulso a far sì che il numero dei lavoratori che utilizzano il mezzo pubblico è aumentato col contributo della provincia di Treviso. La cronaca: sono sempre gravi le condizioni dell'addetto alle pulizie di circa 60 anni trevigiano che si trova ricoverato al Cafoncello di Treviso in terapia intensiva e in prognosi riservata a causa di un grave incidente sul lavoro avvenuto lunedì scorso intorno alle 17 nella palestra dell'istituto Mazzotti. L'uomo, a causa di una disattenzione o forse di un malore, è caduto a terra sbattendo la testa. Pare si trovasse sulla sedia solitamente usata dall'arbitro di volley, adoperato come una sorta di scala. Da una settimana l'uomo è sedato in coma farmacologico. Sull'incidente il nucleo Spisal dell'ULSS 2 ha effettuato tutti gli accertamenti del caso. La cronaca ci porta adesso fuori dalla Marca trevigiana a Belluno, lo abbiamo raccontato in diretta questa mattina nella nostra prima edizione con la nostra Tiziana Bolognani. Lo shock davvero questa mattina in città per la morte di una 19enne trovata in fin di vita stamani in pieno centro storico sul selciato di via Valeriano. La giovane è precipitata dal terrazzino al terzo piano della sua abitazione in centro storico. Tanta ovviamente cordoglio, ovviamente lo shock in tutta la città. Le indagini poi della polizia sulla dinamica si propende per un gesto volontario. Aveva 19 anni e studiava al liceo artistico di Belluno la ragazza che questa mattina è stata trovata in fin di vita in via Pierio Valeriano all'angolo con via San Pietro. La giovane è precipitata dal terrazzino prospiciente l'appartamento nel quale viveva con il papà, assente al momento della tragedia. È stato un passante a fare la macabra scoperta attorno alle 8 a chiamare subito il 118. La giovane agonizzante è stata portata al pronto soccorso del San Martino, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla. In centro storico sono arrivati gli agenti della questura di Belluno, volanti, scientifiche e squadra mobile. La zona del ritrovamento, proprio di fronte a una trattoria che aveva iniziato la sua attività da poche ore, è stata transennata.
La notizia si è diffusa in men che non si dica in città, lasciando la comunità sotto shock. In via Valeriano si sono precipitati il senatore Luca De Carlo e l'assessore alla sicurezza del comune di Belluno Raffaele Adamiano. La presenza mia come amministratore era assolutamente doverosa e necessaria. Sul resto mantengo il giusto e doveroso riservo. La possibilità che la morte della 19enne potesse essere ricondotta a terzi si è affievolita di ora in ora, lasciando spazio all'ipotesi di un gesto volontario. Poco meno di 3 anni fa lo stesso palazzo fu teatro di un altro dramma. Un 35enne venne colto da malore mentre scendeva le scale di casa e fu trovato privo di vita in fondo all'ultima rampa. Torniamo nella Marca, resta in prognosi riservata in ospedale la 13enne di San Polo di Piave, travolta da un'auto nel tardo pomeriggio di ieri. Lo abbiamo raccontato nel nostro servizio mentre assieme a un gruppo di amiche, tutte in bici, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. A investirla la Y10 condotta da una 91enne di Marino di Piave che si è fermata dopo qualche decina di metri in stato di shock. La ragazzina, come dicevamo, è ricoverata in prognosi riservate e le sue condizioni restano serie al Cafoncello di Treviso. Lasciamo la cronaca adesso per parlare di opere importanti, di grandi opere. Oggi alla festa del Raicchio a Dosson di Casier c'era anche, ha fatto così una comparsata il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha aggiornato il cronoprogramma dei lavori in corso per il collegamento della A27 alla Pedemontana. Sentiamo le sue parole. I lavori sostanzialmente sono conclusi, io direi, da quasi un mese e adesso c'è un tema di collaudi, di connessione con un altro gestore che è Autostrade per l'Italia, quindi si esce dalla concessione, diciamo, della Pedemontana Veneta, si va sulla 27, è un fatto di carte che non compete a noi, nel senso che stiamo portando avanti, ovviamente stiamo seguendo questo. Io immagino, insomma, che ormai dire fine gennaio mi sembra azzardato, però insomma a febbraio si apre. Quindi carnevale col nuovo casello? Sì, ma guardate, secondo i programmi che c'erano, la previsione era un fine anno. Fine anno hanno finito i lavori, dopodiché una mesata almeno ci vuole per le documentazioni. Però direi che avremo questo innesto, ma soprattutto diciamolo che noi contiamo nella primavera di aprire fino a Montecchio e dopodiché per un lavoro che non compete a noi, che è il casello di Montecchio, probabilmente per l'estate, massimo fine estate, ci consegneranno il lavoro. Ma ripeto, non è appalto nostro. Adesso torniamo nel capoluogo, torniamo a Treviso con le elezioni amministrative, mentre il candidato civico del centro-sinistra Giorgio De Nardi ha incontrato stamane il Partito Democratico nell'assemblea cittadina. Per il terzo polo ormai è quasi ufficiale il nome di Nicolò Rocco come candidato sindaco. La conferma è arrivata questa mattina da uno dei nostri ospiti in prima edizione. Ieri con Azione abbiamo fatto il direttivo in città e abbiamo delineato un profilo di una persona che per noi potrebbe essere un ottimo candidato sindaco, quindi una persona giovane con competenza amministrativa ma anche con competenza professionale e una figura che rappresenti anche ovviamente i valori del terzo polo. Questo profilo sembra quasi un identikit e infatti come direttivo abbiamo caldeggiato e sostenuto e espresso la nostra preferenza per Nicolò Rocco. Ormai è questione di pochi giorni, poi Nicolò Rocco potrà entrare a pieno diritto nella campagna elettorale di Treviso come candidato sindaco per il terzo polo. L'indicazione ufficiale del suo partito, Azione, vedrà seguire a breve quella di Italia Viva, che a meno di improbabili cambiamenti sarà la medesima. Il 25 ci sarà un passaggio con Italia Viva, quindi Italia Viva avrà una propria assemblea e sono sicuro che anche loro potranno portare una preferenza come l'abbiamo fatto noi per Nicolò Rocco e quindi successivamente Nicolò andrà a sciogliere le proprie riserve. Quindi lo diamo quasi, è ufficioso o non ufficiale? Rocco quindi in campo a far compagnia ai candidati già ufficiali. Mario Conte alla guida del centrodestra, Maurizio Mestrinelli per il Movimento 5 Stelle e il civico Giorgio De Nardi con il centro-sinistra. Un De Nardi che ha partecipato stamane a Fiera all'Assemblea cittadina del Partito Democratico per delineare con i principali alleati il programma annunciato in questi giorni, dalla pedonalizzazione ai trasporti, dal tema casa a quello ambientale. Ma anche un vertice per appianare tutti i dubbi sorti all'indomani della scelta del suo nome, che aveva creato contrasti interni al PD, in chi avrebbe preferito un volto del partito e più conosciuto in città.
L'incontro di oggi è servito per serrare i ranghi. A dirlo proprio chi era in un primo tempo l'alternativa a Denardi, Antonella Tocchetto, futura capolista per il PD al voto. Il Partito Democratico sarà al suo fianco, lui ha chiesto anche un aiuto a noi consiglieri comunali per poterlo, come dire, aiutare anche in questa legislatura dove noi abbiamo fatto delle battaglie molto importanti contro questa amministrazione, quindi Mario Conte, e non diamo nulla per scontato, ma siamo molto carichi e puntiamo al ballottaggio e a vincere sulla città. Siamo tutti impegnati perché lui sia presente e sia presente proprio fisicamente in città. Gli abbiamo anche dato un consiglio che noi abbiamo dei temi forti e questi temi dovranno essere il suo cavallo di battaglia e il nostro cavallo di battaglia. Non ci interessa dire no Conte, no Conte, no Conte, noi guardiamo avanti. Ancora con la politica, ma torniamo per un attimo a Belluno, perché la Lega di Belluno ha votato i suoi nuovi vertici. A guidare il partito provinciale per i prossimi 3 anni sarà Andrea De Bernardin, 54 anni, sindaco di Roccapietro, e dal 2009 ad oggi De Bernardin, iscritto alla Lega dal 1993, ha vinto su Luciano De Pianna, 57 voti a 52. Con il congresso provinciale di questa mattina al centro congressi Giovanni XXIII, la Lega esce dunque dalla fase costitutiva dopo 3 anni sotto il coordinamento del referente Franco Gidoni. Un passaggio epocale sottolineato dallo stesso Gidoni nel discorso di apertura, nel quale ha trovato spazio anche un ricordo commosso per il senatore e grande amico Paolo Saviani. Dunque De Bernardin alla guida della Lega nel bellunese, e quindi adesso davvero manca soltanto all'appello il congresso di Treviso, che, come abbiamo saputo, abbiamo raccontato ieri con il commissario Boff, dovrebbe tenersi in teoria nella prima settimana di febbraio. Staremo a vedere se arriverà una data. Vi ricordo il sondaggio Stop Intercettazioni sui giornali, a Ragione Nordio, i 2 numeri di riferimento con la vostra opinione e poi l'esito domani sera a Ring. E di polemica e intercettazioni parliamo nel prossimo servizio con le prossime parole. L'ex sindaco di San Donà di Piave, ora assessore a Venezia, Francesca Zaccariotto, ha raccontato in questi giorni al direttore di Media Nord-Est Luigi Bacciali, durante il TG Rete Veneta, la prima edizione, l'edizione del mattino del TG di Rete Veneta, la sua odissea durata 7 anni. Era un'accusa di abuso d'ufficio finita con la soluzione e con tante intercettazioni. Allora sentite le sue parole e il suo racconto. Io ho avuto centinaia di intercettazioni e mi difendevo da un abuso d'ufficio dove il costo dell'amministrazione erano 1.300 euro. Ecco, questo quindi non dico per sentito dire, ma per fatti che direttamente ho vissuto. Quindi credo che cominciare a... e centinaia di intercettazioni significano uomini che devono rimanere per tempo continuo ad ascoltare, e che poi ho anche vissuto l'uso che ne è stato fatto di queste intercettazioni, dove comunque io mi sono trovata che venivano riportate delle piccole frasi di una conversazione. Ne ricordo uno in particolare con la mia dirigente, dove io le dissi in questa telefonata: mi dispiace che lei sia stata indagata, dissi male non fare, paura non avere, stia tranquilla. E l'interpretazione che fu data è che siccome io supponevo che potevo essere intercettata, non parlai con la mia dirigente per paura che... Ecco, questo per dirle, ha capito? Oppure delle piccole parole che poi, non legate al resto della conversazione, venivano chiaramente dai PM utilizzate per altri fini. Mi difendevo da questo abuso d'ufficio perché avevo in qualche maniera influenzato la dirigente nel far fare questa attività socialmente utile a questo soggetto. Il movente che era stato individuato era che comunque questo soggetto che spacciava sostanze stupefacenti, io l'avevo spinto a fare queste attività perché lui era il mio fornitore di droga. Ma ecco.
E questo anche alla luce del fatto che in telefonate che erano per l'appunto state intercettate, quando fu detto a questa persona ma cosa hai fatto tu al sindaco Zaccariotto, questo nella telefonata si sente che fa il gesto di con il naso, no? Come si fa quando... Da cocainomane. Esatto, da cocainomane. E quindi faceva intendere che il rapporto tra me e lui si basava su questo tipo di... Ecco, questo per capire l'uso delle intercettazioni. Non solo, pensi pure che io mi sottoposi a tutta una serie di procedure per dimostrare che non avevo mai fatto uso di sostanze stupefacenti e così via. Ma questo semplicemente prendendo, hai capito, una parte di questa telefonata tra questa persona indagata ed un altro spacciatore. Ecco, quindi immagini questo cosa può significare non solo, voglio dire, per quella che era la mia figura di sindaco, ma anche per me come persona e per la mia famiglia e per difendersi anche da una calunnia di questo genere. Sono stati impiegati 7 anni. Così dunque Francesca Zaccariotto con il direttore Luigi Baccialli a Focus TG 2 giorni fa nei nostri studi. Adesso parliamo del tempo. Mentre c'è un nuovo stato di attenzione da parte della Protezione Civile regionale per neve, per nevicate a quote collinari con accumulo nelle prealpi e di qualche centimetro in alcuni fondovalle, mentre in pianura, come accaduto nei giorni scorsi, dovrebbe esserci neve mista a pioggia o a tratti neve nelle prime ore sulle zone più interne, c'è invece un allarme forte di ARPAV che dice che il pericolo valanghe sulle Dolomiti in questo periodo, in queste ore, è di grado 3 marcato su una scala fino a 5. Il vento forte da nord-est continua a determinare, dice ARPAV, una significativa redistribuzione della neve caduta la scorsa settimana e oltre il limite del bosco sono presenti diffusi depositi di neve ventata in tutte le esposizioni. Già nella giornata di ieri sono stati segnalati alcuni distacchi di valanghe a lastroni di neve. Oltre il limite del bosco il pericolo di valanghe continua a rimanere marcato, così come nei luoghi sottovento come conche e impulvi, ma anche in zone con cambi di pendenza, specie in prossimità di creste e forcelle. Lungo i pendii ripidi estremi sottovento ARPAV non esclude distacchi spontanei per sovraccarico di neve ventata. Quindi questo è il focus di ARPAV sull'allerta di valanghe 3 su 5, quindi allerta marcata nelle prossime ore. Quindi l'attenzione ovviamente per chi sceglierà di trovarsi in quelle zone. Mentre, come dicevamo all'inizio, c'è uno stato di attenzione invece per nevicate a quote collinari e dovrebbe esserci, come è accaduto in questi giorni, neve mista a pioggia e nevischio in pianura. Staremo a vedere nelle prossime ore. Oggi ad Osson di Casier, ma anche a Zerobranco e anche a Mirano, via alle feste del radicchio, praticamente in contemporanea, e c'è l'appello partito proprio da Zerobranco, dal sindaco: basta con queste sovrapposizioni. Quando ci hanno comunicato che ci sarebbero stati 3 eventi collegati a radicchio lo stesso giorno e alla stessa ora, il primo ragionamento che ho fatto io è stato: ma se da quando sono grande così, perché 30 anni fa avevo 10 anni, poco più, da su questo palco si è sempre parlato di fare rete, di condividere, di associare, di cercare di fare le cose assieme, com'è possibile che nel 2023 ci si ritrovi in questa situazione? Pochi convenevoli nel giorno del taglio del nastro, il sindaco di Zerobranco è andato subito al punto, dando voce alla domanda di tanti: perché 3 feste del radicchio praticamente in contemporanea nel giro di pochi chilometri? Zerobranco, ma anche Osson di Casier, dove era presente il governatore Zaia, e poi Mirano. È inutile che diciamo ai contadini: associatevi al consorzio del radicchio, se dopo fra 3 comuni non siamo buoni mettersi d'accordo per fare una festa insieme. Sta roba non esiste, non sta nei cieli in terra. Posizione condivisa dallo stesso assessore regionale Federico Caner, arrivato in extremis a Zerobranco proprio da Osson. Vabbè, è una cosa positiva che ci siano tante mostre del radicchio sul territorio. Magari ho chiesto un po' un maggior coordinamento per permettere non tanto alle istituzioni ma soprattutto ai cittadini di poter essere presenti a tutte queste manifestazioni, anche per onorare il grande lavoro del volontariato, delle Pro Loco, di tutti coloro che ci mettono del proprio. In attesa di vedere cosa accadrà il prossimo anno, Festa è stata comunque per Sua
maestà del radicchio. Oro rosso lo ha definito il prefetto di Treviso nel giorno in cui Zero Branco ha stretto un gemellaggio con la città di Trieste in memoria del campione della moto Gilberto Parlotti, zerotino di nascita, triestino d'adozione. Presente il sindaco del capoluogo Giuliano. Oggi questa realtà contadina mi ha fatto impazzire, poi il radicchio di Treviso che l'ho visto sul mercato di New York, insomma, cioè i trevisani sono riusciti a imporre un loro marchio che ha girato il mondo. E poi una realtà vera, quell'Italia che ci piace, fatta di uomini e di donne che lavorano. Già, produzione agroalimentare italiana in questi giorni per qualcuno sotto attacco. Sicuramente rispetto alla proposta che vengono dall'Europa di introdurre insetti, locuste, vermi e qualcos'altro, io mi auguro che insomma la benedizione sia quella di avere ancora Radicchio Rosso di Treviso sulle nostre tavole anche per i prossimi anni. Attualità a parte, resta un capannone gremito, presenti anche i figuranti del Palio di Feltre, tanti gli espositori. Questa macchina fa la talettatura del radicchio, della radice, rende non sia più i dolori nel braccio, diciamo, nella mano. Signori, oggi inizia una vera giornata a Zero Branco. Vi saluto, ciao! Da una via con la festa del radicchio a Zero Branco a un'inaugurazione importante, quella del nuovo centro di raccolta rifiuti di Savno a Follina. Ai bacini come questo, il migliore del Veneto, quello della provincia di Treviso, in realtà la destra piave ancora un pelo più avanti, ma insomma so che c'è una sfida di altissimo livello. Il presidente della provincia qua si diverte. È bastato un cenno all'assessore Bottacin per risvegliare la sana competizione tra destra e sinistra Piave in tema di riciclo. E l'occasione è stata l'inaugurazione del nuovo centro Savno di conferimento a Follina per i cittadini non solo all'ombra dell'abbazia ma anche di Miana e Cison. 850.000 euro per una struttura dove la differenziazione è sempre più spinta per continuare ad essere un esempio per tutti. È la più avanti d'Europa e questo è stato riconosciuto da tutti, è riconosciuto dai numeri, dai dati, e lo ha riconosciuto anche Legambiente, che non è certo tenera nei confronti delle amministrazioni locali, anzi in Veneto abbiamo raggiunto una raccolta differenziata del 76%, ma in questo bacino e in provincia di Treviso abbiamo ampiamente superato l'84%, anzi l'86% per la precisione, e se pensiamo quando facciamo la raccolta differenziata ne rimane una parte, il secco, il cosiddetto secco indifferenziato, che deve essere comunque portato o in discarica o in termovalorizzatore. Il valore medio del Veneto di quello che rimane pro capite sono 111 kg e in questo bacino sono 46 kg, quindi meno della metà del valore medio del Veneto, e abbiamo alcune realtà tipo Verona o Padova dove questo valore è 4 o 5 volte superiore. Numeri raggiunti grazie a strutture come questa, realizzata andando oltre alla logica dei campanili. Un lavoro lungo, però ci siamo riusciti, un'opera che è intercomunale, una spero di tante. E i suoi cittadini che invece adesso devono fare più strada, cosa dice? Ai cittadini che devono fare più strada dico che la strada è vero è più lunga, però così abbiamo la possibilità di mantenere più pulito, di avere un servizio migliore e di avere anche una certa sicurezza, insomma, quando si va a scaricare il rifiuto, e anche per gli operatori stessi. La cittadinanza comincia a prendere realtà e concretezza di quelli che sono i problemi ambientali. I numeri di questa struttura? 6.000 metri di terreno, 20 cassoni posizionati in posizione facilissima per il conferimento dei rifiuti e altri 18 tipi di rifiuti conferibili nell'area delle apparecchiature elettroniche, elettriche e anche dei rifiuti pericolosi. Presidente, che infine ha raccolto la provocazione dell'assessore Bottacin. In questo momento siete secondi rispetto alla destra Piave. Siamo secondi perché vanno le statistiche che guardano in certa maniera. Se le guardiamo bene come devono guardare i cittadini, forse le abbiamo già superate. Resta dunque la gara. Adesso a Cessalto con il Consiglio Comunale che ha approvato la variante urbanistica e diventerà realtà a partire dal 2024 il maxi investimento della multinazionale Pro Group in zona industriale, un'opera da 90 milioni di euro con 65 persone da assumere. Finalmente arriverà un'azienda, una multinazionale tedesca, e porterà 65 posti di lavoro, un investimento da parte dell'azienda di quasi 90 milioni di euro, e questo è importante perché va a consolidare, non va in competizione con le aziende che già ci sono nel nostro territorio, ma va a consolidare il settore del packaging a Cessalto.
Vuoi la posizione strategica, vuoi la necessità di rafforzare la filiera in Europa, di certo un investimento dai grandi numeri, quello che la multinazionale tedesca Pro Group, leader nel packaging, sta pianificando a Cessalto. La variante urbanistica necessaria all'intervento è stata adottata dal Consiglio Comunale, ora i tempi si fanno stretti. Ci vorranno 3 anni per realizzare di tutti gli interventi, tra cui ci sarà anche un intervento sulla provinciale di una nuova rotonda per permettere poi il deflusso dei camion in maniera ordinato. Una fabbrica 4.0 ad elevata automazione e con tecnologie sostenibili, questo è almeno l'obiettivo. Nell'intervento anche un cosiddetto magazzino verticale. Sono dei magazzini che sono alti e quindi così si evita il consumo di suolo industriale, che è uno dei problemi che affligge il Veneto, quindi ben vengano questa tipologia di investimento. L'arrivo della multinazionale sarà graduale, così come l'assunzione di manodopera per lo più specializzata, non facilmente reperibile sul mercato. Mi hanno detto che incominceranno già nel prossimo anno ad assumere i primi dipendenti perché vogliono formarli. Il ritorno delle sfilate, dei carri di carnevale è un altro segno che la pandemia nella sua fase ovviamente più acuta l'abbiamo lasciata, diciamo, alle nostre spalle. Allora, come sempre, è il Carnevale di Tarzo a inaugurare la stagione dei carnevali di Marca, la kermesse che prevede 22 appuntamenti fino a martedì grasso. Allora oggi il Carnevale di Tarzo con il ritorno dei carri dopo 2 stagioni di sospensione e la stima, nonostante il pomeriggio grigio e freddo, la stima della Pro Loco è di oltre 6.000 persone per vedere i carri, una presenza record dunque per la festa dei carri mascherati che sono tornati a Tarzo. Si chiama Emozioni d'alta quota, una mostra fotografica opera dell'artista trevigiano Lando Arbizzani e sarà aperta al pubblico da lunedì, cioè da domani, nel Salone Zanardelli della Prefettura di Belluno. Guardiamo. Da quando a 70 anni ho conseguito il brevetto di pilota di aliante prima e di ultraleggero poi, mi sono dedicato a riprendere queste montagne che amo profondamente. Una settantina di scatti, panorami mozzafiato catturati a 3.500 metri di quota, sorvolando le Dolomiti. Un'operazione culturale d'ampio respiro perché in questo tempo maldestro la montagna ci riporta all'essenziale, al qui e ora. Si chiama Emozioni d'alta quota, come le aquile in volo. La mostra ospitata nel salone di rappresentanza della Prefettura di Belluno, che ha organizzato l'esposizione con il Comune di Belluno, il CAI, l'UNCI e la Federazione Maestri del Lavoro. Lando Arbizzani, trevigiano, è l'autore delle fotografie che mostrano le montagne patrimonio dell'umanità in tutto il loro splendore. A me non interessa l'immagine cartolina, a me interessa cercare l'atmosfera di quell'attimo e condividerla poi con chi non può essere in volo con me. Quindi questo era lo spirito che mi ha animato. In 12 anni, dal giorno del conseguimento dell'attestato di volo, Lando Arbizzani ha raccolto oltre 30.000 immagini. Una vita interessantissima alle spalle la sua. Arbizzani entrò nella Montedison di Marghera da operaio e ne uscì dirigente, stella al merito della Repubblica. Oggi è consigliere nazionale della Federazione dei Maestri del Lavoro e con la sua attività è l'esempio di come non sia mai troppo tardi per assecondare le proprie passioni. Dall'alto la montagna ha un panorama più vasto ancora di chi la scala. Noi vediamo l'insieme del panorama e poi quello che io ho cercato, e qui in qualche caso spero di esserci riuscito, è di avere delle atmosfere particolari, che sono quelle che vedono solo i piloti. Atmosfere particolari sono anche quelle che si vedono e si vivono quando si osservano immagini storiche. Bene, da mercoledì scorso, lo sapete tantissimi, avete guardato la prima puntata della nuova stagione della nostra storia, il programma di Lucio Zanato che ripropone con le immagini storiche delle teche di Antenna 3, degli archivi di Antenna 3, i grandi eventi ma anche i piccoli eventi, insomma rivedere il passato con
l'obiettivo di riflettere anche sulle decisioni di allora rispetto al presente e soprattutto al futuro. Allora, anche oggi, come ogni domenica, vi proponiamo un altro servizio storico in attesa della nuova puntata di mercoledì, un servizio del telegiornale di 40 anni fa. Questa sera il tema è il Teatro Eden di Treviso. Mentre Fondazione Cassamarca sta progettando il suo futuro, rivediamo com'era ridotto il 22 gennaio del 1987, quando il Comune di Treviso decise di iniziarne il recupero, il servizio d'epoca. Quelle che vediamo sono le fatiscenti strutture del Teatro Eden, che sorge nell'omonima zona trevigiana. Quando fu costruito agli inizi del Novecento in uno stile liberty molto in voga in quell'epoca, pareva destinato a ben altri fasti, patrocinato com'era da quella Piani che riusciva a lavorare anche nel dorato mondo hollywoodiano. Poi vennero 2 conflitti mondiali e a cominciare dal secondo dopoguerra iniziò il declino che negli ultimi anni aveva portato l'ex Bel Teatro ad essere usato come deposito attrezzi della sezione servizi del Comune di Treviso. I tempi duri sembrano comunque finiti. La collaborazione tra Stato, Regione, Comune e Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali del Veneto ha portato alla decisione di ristrutturare interamente il vecchio teatro e stamane il vice sindaco di Treviso Tullio Guadagnin, assieme alla sovrintendente ai beni culturali dottoressa Gabrielli Pros e al progettista architetto Luciano Gemin, ha consegnato all'Unione Cooperativa di Castelfranco i lavori di restauro. Si tratta di un primo stralcio per 320 milioni di lire, ma alla fine la cifra impegnata, buona parte della quale è attinta dal FIO grazie all'impegno di Regione e Sovrintendenza, sarà di 1 miliardo e 300 milioni. L'opera finita salvaguarderà totalmente lo stile liberty dell'edificio e consentirà di ottenere una struttura polifunzionale dove ospitare concerti e teatro, ma anche conferenze e riunioni del più svariato genere. Naturalmente, ha tenuto a sottolineare il vice sindaco Guadagnin, prima che sia operante il teatro, verrà trasferita altrove la sezione servizi, così stridente nel contrasto con quel che dovrà essere il teatro stesso. Della novità si è dichiarato molto soddisfatto anche il presidente della Proloco Tarvisium, Giordano Anselmi, che ha però anche ricordato come 3 anni fa sia stata proprio la Proloco a sollevare il problema, coinvolgendo e trovando pieno appoggio da parte del presidente della Regione Bernini. Così dunque il 22 gennaio 1987 nel telegiornale di Antenna 3. Vi ricordo che la nostra storia torna in prima serata alle 21:15 mercoledì, domani invece in prima serata alle 21:15 c'è Ring con Ferdinando Avarino e questo è il sondaggio che poi vi riproporremo anche nella prima edizione nei telegiornali di domani. Stop intercettazioni sui giornali, ha ragione Nordio, sì 0422 162 6691, no 0422 162 6690, la chiamata è gratuita, potete chiamare in qualsiasi momento da adesso in poi, già l'avete fatto, qualcuno di voi ovviamente l'ha fatto, per tutta la giornata di domani. Non mi resta che lasciarvi alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia la presenza di una circolazione di bassa pressione, tempo instabile e aria fredda di origine artica. Il dettaglio di lunedì 23 gennaio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con piogge al mattino sparse, poi via via più diffuse con il passare delle ore. A tratti saranno anche forti, non esclusa qualche debole nevicata fino a bassa quota. Prestare attenzione in montagna dove permane un marcato pericolo di valanghe. Temperature minime tra i -2 e i 3 gradi, in lieve aumento dunque, massime tra i 3 e i 6 gradi all'incirca. Spostiamoci sul Friuli, Venezia e Giulia. Anche qui cielo coperto con precipitazioni localmente moderate, neve sui monti oltre i 500 metri di quota. Sulla costa soffierà bora forte. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sui 5-8 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo un aumento della nuvolosità e un peggioramento del tempo, con deboli precipitazioni diffuse e quota neve inizialmente molto bassa.
Temperature minime intorno a -2, -1 grado, massime sui 4-5 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.